L'Hamma Music Festival è una delle manifestazioni musicali più importanti del nostro territorio. Siamo davvero contenti di accogliere qui oggi la presentazione di questa iniziativa che ormai compie 11 anni, un'iniziativa che vede protagonisti i cantanti più importanti del palcoscenico nazionale e anche internazionale. Devo fare i complimenti ovviamente a tutti gli organizzatori che da ben 11 anni, come dicevamo, appunto organizzano in modo esemplare una manifestazione che raccoglie tantissimi giovani e tantissime famiglie, insomma è sempre molto partecipata. Ringrazio anche le amministrazioni comunali di Romano del Zellino e di Bassano del Grappa. A Villa Negri ci sarà appunto questa bellissima manifestazione. Noi siamo non solo soddisfatti di ospitare nella nostra regione manifestazioni come queste, ma la Regione del Veneto è orgogliosa di sostenere queste tipologie di manifestazioni che raccolgono non solo tantissimo entusiasmo, ma arrivano persone davvero da tutte le parti, non solo della nostra regione, ma da tutta Italia. Per cui continuiamo così, noi ci siamo e ci saremo sempre. Quando qualche anno fa con Hamma Festival avevo iniziato questo percorso nemmeno sapevamo dove saremmo arrivati. Siamo al 6° anno di collaborazione intensa e soprattutto siamo ad aver creato assieme un'esperienza non solo musicale ma di scoperta di tutto il territorio e di attrazione turistica. Per questo il Romano del Zellino diventa con orgoglio anche un po' il centro di tutta la Pedemontana per 11 giorni durante l'estate. Dunque l'invito è? L'invito a tutti è di venire ad Hamma Festival, di apprezzarne non solo la qualità dell'esperienza musicale, ma anche di visitare tutto quello che è il nostro territorio. Quindi prendetevi per tempo, visitate Romano del Zellino, visitate la Pedemontana del Grappa, Monte Grappa, Bassano del Grappa e con questo renderete non solo il vostro soggiorno qualcosa di bello, ma anche di più soddisfacente per voi e per chi vi accompagnerà. Un festival diffuso che porti nel nostro territorio persone dall'estero e da tutta Italia con artisti internazionali e quelli che riteniamo noi migliori italiani. Abbiamo stretto collaborazioni con alberghi per poter dare a tutti gli spettatori prezzi convenzionati, spettatori che vengono da fuori del nostro territorio. Abbiamo stretto collaborazioni con società che gestiscono gli sport e le attività culturali, quindi i musei, per vivere la giornata e con tutti quanti i produttori locali per dare al nostro spettatore un food che sia a chilometri zero. Il festival dura 3 momenti, a luglio con un genere rock metal, avremo la giornata con tutti i gruppi punk nel trentennale della loro uscita dei primi dischi, quindi Pancras, The Rozer e molti altri. Avremo gli Scorpions, band tedesca internazionale leggenda del rock, insieme ad Alice Cooper il 12 di luglio, questi 10, 11, 12 luglio. Il 21 di agosto avremo inizieremo il nostro weekend di musica elettronica con Alan Walker il 21 di agosto, il 22 Richie Hawtin e il 23 con un'altra band italiana che potremo annunciare fra una settimana. L'ultimo weekend di agosto invece siamo più sulla musica nazionale popolare, quindi il 27 agosto Tony Pitoni Blue Vertighe, il 28 l'unica data al Nord Italia Gigi D'Agostino, il 30 di agosto Franz Ferdinand e The Cooks, senza dimenticare il 18 di luglio la data d'entrata gratuita con Alex Britti per l'associazione oncologica di Bassano del Grappa.